La Lega presenta emendamento a favore delle TV locali escluse dal governo nazionale. Si riaccendono le speranze dopo la manifestazione nazionale di protesta di ieri. Nuovo stop ad AstraZeneca, questa volta non verrà più somministrato agli under 60. Giovanna Bubello, sindaco di Alessandria, la scorsa settimana ha presentato le dimissioni. I colleghi le chiedono di ripensarci. Girgenti Acque Idrotecne dichiarate ufficialmente fallite. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo della crisi delle emittenti locali. La grande manifestazione ieri a Roma organizzata dalla REA riaccende la speranza grazie a un emendamento presentato dalla Lega. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolta ieri a Roma davanti al MISE, Ministero per lo Sviluppo Economico, la manifestazione organizzata dalla REA che raggruppa un centinaio di emittenti radio e televisive di tutta Italia e ha visto presenti anche tanti e qualificati ed esperienti editori che da anni informano il territorio delle problematiche quotidiane. Le rivendicazioni hanno riguardato in particolare i diritti e gli aiuti alle piccole imprese del settore che sono state totalmente escluse da ogni forma di ristoro in atto, non indicate nelle graduatorie del DPR 147-2016, che vede solo le prime 100 emittenti italiane avere accesso, e tante altre problematiche del settore che riguardano il loro futuro, visto che tra un anno d'ufficio verremo tutti rottamati. Tanti sono stati i parlamentari che si sono recati al MISE, luogo dove si manifestava, che hanno interloquito con la delegazione presenti davanti al Ministero, tanti partiti come 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Forza Italia, la Lega, a eccezione dei rappresentanti del Partito Democratico. Tra questi, quelli che hanno presentato un importante emendamento sono stati i parlamentari della Lega, guidati dal parlamentare siciliano Gianni Pagano, emendamento a firma anche degli onorevoli Capitanio e Maccanti, che se accolto vedranno assegnati circa 15 milioni di euro a quelle emittenti, un centinaio locali, che nonostante il periodo di pandemia hanno svolto il loro lavoro e non hanno ricevuto alcun ristoro. Mi pare che sia chiaro il motivo, che appunto c'è stata una miopia nel non riconoscere il diritto dei piccoli di occupare spazi che non erano assolutamente sottratti ai cosiddetti grandi o medi. La battaglia che state conducendo è una battaglia che noi riteniamo di civiltà, vi stiamo sostenendo, però lo stiamo facendo con uno stile diverso, ci consentirete, con grande rispetto per ciascuno e per tutti, diverso rispetto a quello che abbiamo assistito fino adesso. Cioè è inutile di essere super aggressivi. Comprendo il dolore dei piccoli, perché ovviamente quando uno si fa male grida, però io penso che ci siano tante buone opportunità per poter raggiungere questo risultato. La nostra presenza qui è una prova concreta in tal senso. La Lega ha sempre sostenuto in maniera trasversale e non ideologica il comparto dell'editoria. Noi siamo il movimento che ha salvato Radio Radicale e ha permesso di dare contributi alla cooperativa del Manifesto. Sì. Quindi noi nasciamo e dialoghiamo col piccolo, quindi per noi la libertà di informazione e il sostegno all'editoria è assolutamente trasversale e non ideologico. Come ha ricordato anche l'onorevole Pagano, noi in punta di piedi rivendichiamo il diritto di tutti di esistere, noi dialoghiamo soprattutto col piccolo, un movimento che nasce regionalista, localista e federalista non può non sostenere l'editoria locale, e quindi noi non porremo la questione in termini di contrapposizione tra soggetto e editoria, ma a sostegno della libertà di espressione e di sopravvivenza. Più equità, più equità. 5.000 persone in Italia, ed è giusto che se ci sono dei fondi vadano distribuiti anche con questo è il nostro emendamento depositato. Quindi possiamo ben sperare. Noi faremo di tutto per far sentire la voce del Parlamento nei confronti del Governo. Il fatto di aver presentato questo emendamento non senza difficoltà e non senza richiami, come potete immaginare, è la dimostrazione che la buona volontà e il fatto di metterci la faccia c'è. Presidente, la conclusione di questa giornata di manifestazione che ha visto la presenza anche qualitativa, vorrei dire, sul problema delle mani pulite. Una conclusione, è soddisfatto o no? Sì, da oggi si cambia registro, mani pulite
ha colpito anche la politica, perché c'è stata una parte della politica che siamo riusciti a sensibilizzare, che oggi è venuta qui fra noi e ci ha dato testimonianza delle nostre ragioni e ci ha dato anche impegno a solidarizzare e a portare in Parlamento i nostri problemi, e noi diciamo grazie a questa parte di politica. Oggi sono venuti due eminenti esponenti della Lega, noi li ringraziamo, non faccio nome e cognomi, però ringraziamo soprattutto lo spirito con cui sono venuti qua, e questo è un grande passo decisivo, importante. Vaccini, la Sicilia sospende AstraZeneca per gli under 60, i dettagli nel servizio. Nuova bufera sul vaccino AstraZeneca per i casi di trombosi registrati in alcune giovani donne dopo gli Open Day organizzati a livello locale nel giorno del decesso della 18enne a Genova. Il Comitato Tecnico Scientifico sta adesso perfezionando un nuovo parere che sarà restrittivo rispetto alle indicazioni fornite finora sull'uso del preparato sui giovani e che riguarderà forse anche un vaccino diverso per gli under 60 in attesa di richiamo. Intanto le regioni continuano a muoversi in ordine sparso tra chi mantiene gli Open Day e chi li cancella dopo i dubbi sollevati da sempre più esperti, e chi come la Sicilia ha definitivamente stoppato del tutto la somministrazione, posizioni scaturite dopo che il Comitato Tecnico Scientifico si è mosso per valutare una nuova strategia. A breve, ha spiegato il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, si potrebbe giungere a una limitazione sotto i 30 o i 40 anni, mentre una revisione non la farai sopra i 50 anni, perché il rapporto tra rischi e benefici è indubbiamente, anche con la circolazione attuale, a favore del beneficio. Il Corriere della Sera scrive che proprio quella dei 50 anni sarà la soglia prescelta, mentre secondo Repubblica l'idea è di rinforzare l'attuale raccomandazione dell'AIFA di usare AstraZeneca soltanto sugli over 60, rimuovendo le parole in via preferenziale per convincere le regioni ad attenersi all'indicazione. Resta così aperto il dibattito sulla possibilità di somministrare una dose diversa, cosiddetta eterologa. La Sicilia preferisce sospendere il ricorso al vaccino anglo-svedese per gli under 60. Il provvedimento è stato adottato con una circolare del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie, osservatorio epidemiologico ed interim della regione siciliana Mario La Rocca. È una decisione presa in via cautelativa, così come fatto da altre regioni, spiega, in attesa che il Comitato Tecnico Scientifico decida al riguardo. A decidere sarà comunque il Ministero, certo è che l'AIFA il suo parere l'ha già dato. Noi abbiamo una regola di condotta e posso anticipare che su questo sarà il Ministro a pieno titolo a dire quale sarà la decisione. A dirlo è il presidente dell'Agenzia del Farmaco Giorgio Palù. Stiamo anche noi imparando, la scienza si adegua, ha spiegato. Non è scienza quello che non è falsificabile, come diceva Popper, quindi dobbiamo aggiustare le nostre conoscenze sulla base delle evidenze. Ipotesi terza dose. Intanto Repubblica riferisce che il Ministero della Salute ha iniziato a lavorare al piano per la terza dose del vaccino anti-Covid da somministrare esclusivamente con Pfizer. L'idea è di farla a quei 20 milioni di italiani che rischiano di più se si ammalano di Covid-19, gli anziani over 60-65, fragili e coloro che sono a contatto con queste persone, cioè gli operatori sanitari, nonché i lavoratori essenziali come le forze dell'ordine. Una lotteria a supporto della prevenzione, l'iniziativa della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Agrigento. Arturo Cantella. Una giornata importante oggi per la LILT di Agrigento, Lega Italiana per la lotta ai tumori. In arrivo a un nuovo ecografo a 4 sonde che darà la possibilità di effettuare anche visite cardiologiche. Ciò è stato possibile grazie a una raccolta fondi fatta in tutta la provincia dai volontari della LILT. Allora, è una giornata importante perché stiamo dotando la nostra sede di Agrigento di un nuovo ecografo. Sì. Questo ecografo è nuovissimo, è della Samsung ed è importante in quanto noi possiamo vedere che abbiamo 4 sonde. Perché mentre nel primo ne avevamo soltanto 3 sonde,
quindi noi facevamo visite urologiche, senologiche, ginecologiche, endocrinologiche. Ora con questo ecografo riusciamo a fare anche le visite cardiologiche che con il vecchio non potevamo fare, anche perché quest'anno noi abbiamo avuto molte richieste, in quanto, come voi sapete, con il problema del Covid le persone hanno un po' timore ad andare negli ospedali e quindi la LILT cerca di supportare l'ASP nelle visite ambulatoriali. È importante non trascurarsi, perché sì, abbiamo paura del Covid, però dovete anche avere paura di un killer che è peggiore del Covid, che sarebbe il tumore. Infatti, se preso in fase iniziale, noi lo diciamo sempre, le persone ormai per 99% si curano. E quindi io esorto tutti i cittadini di Agrigento e anche dei paesi limitrofi di venire nella nostra sede e con un piccolo contributo riescono a fare veramente prevenzione. Per poter comprare, perché voi sapete che noi facciamo tutto con donazioni e tutto, e abbiamo fatto una lotteria e con la lotteria abbiamo ricavato 19.000 euro e quindi in parte è stato anche perché ha partecipato tutta la provincia di Agrigento, tutte le sedi, perché noi ad Agrigento abbiamo 7 sedi. Quindi abbiamo Sciacca, Montallegro, Ribera, Calamonaci, quindi stiamo cercando di portare la prevenzione in tutti i posti per dare la possibilità alle persone di curarsi. Ecco, è importante l'arrivo di questo nuovo macchinario, ma è importante anche prevenire e curare anche nel suo campo, nel suo settore, insieme ai suoi colleghi qui alla LILT ad Agrigento. Sì, è molto importante la prevenzione, perché sappiamo bene che oggi il tumore alla mammella è un tumore guaribile, se preso ovviamente nelle fasi iniziali. Sappiamo che un tumore della mammella scoperto in pochissimi millimetri, diciamo così, possiamo avere anche una guaribilità di oltre il 95%. L'impegno della LILT è a tutto spessore, quindi l'ambito urologico viene affrontato a 360 gradi. Nell'ambito urologico è fondamentale la prevenzione delle malattie oncologiche, che abbiamo il grosso problema del carcinoma della prostata. Oggi è il tumore più frequente dopo i 50 anni nel sesso maschile, colpendo interessando il 20% circa dei tumori maligni. È un tumore che sta crescendo, anche se per fortuna non cresce la mortalità. È importante comunque la prevenzione, ma il settore urologico non è solo prostata, perché per esempio ricordo una valida iniziativa che la LILT ha sempre sostenuto, tranne l'ultimo anno per la pandemia Covid, e la sensibilizzazione a livello giovanile, e quindi in un'età giovane sotto i 50 anni, di un altro killer potenziale nel sesso maschile, che è il tumore del testicolo. Importantissimo è la prevenzione, è importantissimo sul tumore della mammella, perché è uno dei tumori più frequenti nel sesso femminile. È importantissimo, mi preme dirlo, fare l'autopalpazione, perché abbiamo visto che il 65% dei tumori viene scoperto dalla donna con l'autopalpazione, quindi bisogna farla, bisogna toccarsi, bisogna anche sotto la doccia. L'importante è che facciamo l'autopalpazione. Servizio idrico, via alla liquidazione Girgenti Acque e Idrotecne dichiarate ufficialmente fallite. I dettagli nel servizio. Non esistono soluzioni alternative. Girgenti Acque e Idrotecne sono state dichiarate fallite. A deciderlo è stata la quarta sezione civile fallimentare del Tribunale di Palermo, presieduta dal giudice Giovanni D'Antoni, con provvedimento del 4 giugno scorso.
Contestualmente sono stati nominati il giudice delegato Vittoria Rubino e i curatori fallimentari Giovanni Battista Coa, Filippo Lofranco e Vittorio Viviani. Questi ultimi si occuperanno della ricostruzione dell'attivo e del passivo fallimentare. La soluzione si è sbloccata, anche se in negativo, dopo che il commissario giudiziale Aurelio Mirone, che era stato nominato nei mesi scorsi dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza degli ex gestori, ha di fatto dichiarato che non vi fossero soluzioni alternative al fallimento. Aurelio Mirone infatti ha stabilito l'impossibilità di conseguire il riequilibrio economico dell'impresa tramite un programma di ristrutturazione e l'esclusa percorribilità di un programma di cessione dei complessi aziendali. La circostanza è una normale conseguenza della risoluzione della convenzione di gestione tra ATI e Girgenti Acque, quest'ultima nel frattempo gestita dai commissari nominati dalla Prefettura. L'ATI, con una nota del dicembre 2020, ha comunicato di non voler procedere al trasferimento del ramo d'azienda dell'ex gestore e che dunque non prevede di ricorrere ad alcuna forma di cessione del rapporto, ma ad un nuovo affidamento che, per l'indisponibilità dell'unico soggetto interlocutore, rende impossibile qualsiasi ipotesi di riequilibrio economico dell'impresa. Il Tribunale ad ogni modo ha stabilito che nelle more del completamento delle procedure fallimentari, sono oltre 28 milioni di euro i debiti da curare, la gestione rimarrà nelle mani della guida commissariale prefettizia fino alla costituzione della consortile, quando e se verrà costituita. A Lampedusa la Guardia di Finanza, coordinata dal luogotenente Antonino Gianno, ha arrestato 2 palermitani di 31 e 28 anni, sorpresi in possesso di 16 grammi di cocaina pronti per essere confezionati, un bilancino di precisione, 7.000 euro in contanti, 3 telefoni cellulari e degli appunti con annotati i quantitativi di droga ceduta e gli importi incassati. Gli arresti sono stati entrambi convalidati dal Tribunale di Agrigento, che ha imposto ai 2 indagati di detenzione di droga a fine dispaccio l'obbligo di dimora. 2 sbarchi con 25 e 88 migranti rispettivamente nel giro di poche ore fra ieri sera e l'alba di oggi a Lampedusa. All'hotspot di Contrada Imbriacola, dove erano rimaste 10 persone, ci sono adesso complessivamente 123 migranti. I nuovi arrivati vengono sottoposti in queste ore a tamponi rapidi anti-Covid e alla pre-identificazione con fotosegnalamento. Sindaci agrigentini chiedono il ritiro delle dimissioni di Giovanna Bubello, il primo cittadino di Alessandria della Rocca. Arturo Cantella. Una lettera aperta ci arriva in redazione dal sindaco di Naro, onorevole Maria Grazia Blandara, sottoscritta da 40 sindaci della nostra provincia, in merito alle dimissioni del primo cittadino di Alessandria della Rocca. La notizia delle dimissioni di Giovanna Bubello, a firma onorevole Brandara, coglie tutti noi sindaci dell'Agrigentino di sorpresa, se pensiamo alla sua forza e alla sua capacità anche in presenza delle difficoltà politiche che utilizzano ora l'inesperienza di quanti sono per la prima volta in consiglio comunale, ora la furbizia di antichi manovratori. Tutti noi chiediamo al sindaco Bubello di ritirare le dimissioni, consapevoli che le sue pene sono le nostre, tenuto conto che tutti i comuni di questa nostra martoriata provincia scontano la mancanza di personale, di figure professionali apicali e di ingenti risorse economiche. Non è possibile per i sindaci governare passaggi e momenti particolari come questo del Covid e del post-Covid con le risorse umane presenti nei nostri comuni, che invece abbisognano di giovani, di ottimismo, di dirigenti capaci di accettare la sfida che deve portare la nostra terra a sperare. A Giovanna Bubello, ieri a fianco e a capo di Piccoli Coloni e oggi impegnata insieme a tutti noi per la legge delle zone franche montane, per una viabilità interna che dia possibilità di collegamenti degni di essere definite infrastrutture indispensabili, e poi sindaco di Recovery Sud, la rete dei sindaci agrigentini che non si arrendono. A lei tutto il nostro sostegno affinché continui sempre in prima fila e soprattutto da primo cittadino. Cara Giovanna, non demordere, non arrenderti. Con te, insieme a noi, ripartiremo nuovamente dalla rotonda Giunone per tornare a manifestare affinché la nostra provincia non sia condannata a essere fanalino di coda. La provincia di Agrigento riuscirà con la volontà e con la caparbietà di noi sindaci che abbiamo deciso di mettere da parte campanilismi e appartenenze partitiche della Chiesa e delle parti sociali, a trovare la forza affinché
a questa nostra terra e ai suoi figli sia garantito il futuro che merita, a cui ha diritto. La mancata applicazione del federalismo fiscale ha messo in ginocchio il sistema delle autonomie locali, lo ha detto Leoluca Orlando, presidente di ANCI Sicilia, all'Assemblea dei Sindaci Siciliani. C'è il servizio. Io credo che la Sicilia sia la regione d'Italia che ha il maggior numero di comuni in dissesto e in pedissesto, con un aggravante che non è che qualcuno è entrato in dissesto e poi ne è uscito. Non è uscito nessuno. Questa è la condizione complessiva di sofferenza enorme dei comuni siciliani. Sicuramente non è migliorato rispetto all'inizio della nostra mobilitazione, nonostante attestati di attenzione che sono arrivati a livello nazionale e a livello regionale. C'è un dato significativo a livello regionale, c'è una mozione firmata da tutti i capigruppo dell'Assemblea regionale siciliana che sostanzialmente riprende le richieste dell'ANCI, cioè sostanzialmente riprende la serie di richieste dell'ANCI che sono riassuntivamente indicate da parte della proposta Bose e delibera di giunta e che di fatto mirano a mitigare gli effetti del federalismo fiscale che non ha trovato applicazione. Questo è il quadro attuale. Questa assemblea mira essenzialmente a decidere quali iniziative ulteriori vanno fatte, perché è evidente che noi non siamo in condizioni di dire che i problemi che abbiamo posto sono stati risolti. Devo dire che la situazione è veramente critica. Io appartengo a quei comuni, a quei 2000 comuni che arriva al 31 luglio proprio perché abbiamo fatto accesso a tutte quelle che sono quelle anticipazioni di liquidità che non vengono considerate indebitamento, lo ricordiamo, perché sono anticipazioni che servono soltanto per a portare gli indici di liquidità ad essere nella norma a livello europeo e per evitare quindi infrazione poi a livello nazionale. Ma è chiaro che c'è un tema, che è il tema quello in questo momento di chiudere i bilanci e di farlo quindi nel rispetto di quelle che sono le norme nazionali, che poi però in Sicilia o comunque nel nostro territorio non hanno avuto quella che è stata la conseguenzialità in tutti i casi, perché abbiamo visto che un federalismo fiscale che da noi purtroppo non ha avuto, ecco, la conseguenza di un'applicazione poi concreta. Io gestisco una comunità, Paternò, di 50.000 abitanti. Lo vogliamo fare in una maniera seria, ma non possono esplodere i comuni, perché salta tutto, salta veramente il banco. Io insieme con altri colleghi, vedi, il sindaco di Randazzo, insieme a voi portiamo avanti questa necessità che abbiamo e non possiamo essere chiamati a consuntivo oppure elemosinare degli interventi da parte del governo o del Parlamento. Ecco, ci dobbiamo dare, tutti quanti dobbiamo, in intesa dobbiamo lavorare, cari colleghi. Per questo chiediamo, caro Presidente Orlando, veramente un intervento forte, se è possibile andiamo dovunque, però non è più possibile continuare in questo modo. I pensieri sono gli stessi, non dormiamo la notte, facciamo il sindaco 24 ore su 24, ma lo Stato non ci viene incontro. Io noto che la politica degli ultimi anni è fortemente, ahimè, non ne voglio fare una questione campanilistica, però è sotto gli occhi di tutti che è dettata, l'agenda politica è dettata dal nord. Penso che la pandemia abbia determinato non soltanto problemi di emergenza sanitaria, di crisi economica, ma anche le difficoltà di ordine istituzionale che si sono determinati nel nostro paese. Non è più accettabile che il governo regionale taccia sul fatto che siamo a metà giugno del 2020, ancora noi dobbiamo ricevere le somme per gli investimenti del 2020, dobbiamo ricevere le somme degli investimenti del 2021. Ma realmente a cosa servono i comuni? I comuni, così come li conosciamo, che ruolo devono svolgere? I comuni sono serviti a ripianare il debito dello Stato negli ultimi 10-20 anni, diciamocelo chiaramente, perché se così è come penso io, e allora davvero dobbiamo pensare
che il conto lo hanno pagato non le province, pur soppresse, non le regioni, che molto ancora avrebbero da dare alla causa comune del bilancio dello Stato. Certamente, molto probabilmente non il Ministero e non lo Stato, ma sono stati i comuni a piangere i comuni, le comunità e i territori a piangere queste amare conseguenze. Durante l'audizione dinanzi alla Commissione Antimafia, il Ministro della Giustizia Marta Cartabia si è soffermato sull'importanza del contributo fornito dai collaboratori di giustizia nel contrasto alle organizzazioni mafiose. Il contributo dei collaboratori di giustizia si è storicamente rivelato assai rilevante, ha spiegato, quindi reputo che la norma sui collaboratori di giustizia sia una norma da preservare, anche se pronunciare queste parole in questo momento è impegnativo. Vediamo. Sui collaboratori di giustizia la norma è da preservare. E questa la posizione dichiarata dal Ministro della Giustizia Marta Cartabia in audizione davanti alla Commissione Antimafia dopo le polemiche fragorose nate dalla scarcerazione di Giovanni Brusca. Non sono insensibile al dolore dei familiari delle vittime davanti alla scarcerazione di Brusca, ha aggiunto ancora la Cartabia, ricordando così le parole pronunciate da Maria Falcone: mi addolora, ma è la legge e va rispettata una legge che ha voluto Giovanni Falcone. Uno schiaffo, quello dato dalla Cartabia ai tanti politici che in questi giorni si sono strappate le vesti, ben sapendo da tempo che l'ex boss di San Giuseppe Jato sarebbe uscito dal carcere per il fine pena, e sull'ergastolo stativo altro nodo dirimente. L'ex presidente della Consulta ha riferito che questa volta il Parlamento non dovrebbe mancare l'occasione di raccogliere l'invito della Corte Costituzionale di rimuovere profili di incostituzionalità e per scrivere nuove norme che tengano in considerazione la peculiarità del fenomeno mafioso e della criminalità organizzata. La modifica dovrebbe riguardare l'articolo 4 dell'ordinamento penitenziario, che esclude che possa essere ammesso alla libertà condizionale colui che in carcere per reati di mafia non abbia collaborato con la giustizia. Si potrebbero prevedere specifiche condizioni e procedure più rigorose per l'accesso alla libertà condizionale e ad altri benefici in caso di condannati per reati di mafia, ha ancora spiegato il Ministro. Per il Ministro è stata anche l'occasione di ribadire che sui fondi del Next Generation EU destinati all'Italia non possiamo consentire che finiscano in mani sbagliate e che un'occasione di rinascita come questa sia inquinata da interessi illeciti. Proprio sul tema dei fondi in arrivo dall'Europa e del pericolo che questi vengano intercettati dalla criminalità organizzata, il Ministro ha assicurato che non saranno intaccati i poteri dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, sottolineando le parole di Palazzo Chigi. La questione legata al decreto semplificazioni poggia su un timore: velocizzare l'attuazione delle opere previste significa depotenziare l'azione dell'Autorità Anticorruzione. Per il Ministro non sarà così, ha aggiunto che preziosi spunti sul contrasto alla corruzione li avremo il prossimo venerdì 18 giugno, ascoltando la relazione annuale del presidente dell'ANAC. Il fronte della lotta alla corruzione in ogni caso resta di fondamentale importanza, aggiunge ancora la Guardasigilli, perché da tempo questo è uno dei principali canali di ingresso della criminalità organizzata di stampo mafioso nella gestione delle risorse pubbliche e nell'economia legale. La legge sui pentiti intanto va bene così com'è. Al momento, ha ancora aggiunto il Ministro, sono 753 detenuti sottoposti al 41 bis, il regime del carcere duro. Le donne sono 13, 6 di loro hanno chiesto di fruire dei permessi premio, solo uno del circuito di alta sicurezza, ma nessuno al momento lo ha ottenuto. Ho riflettuto e ho deciso di accettare di rilasciare questa intervista. Non so dove mi porta, cosa succederà. Spero solo di essere capito, credo che sia una scelta di vita importantissima, morale, giudiziaria, ma soprattutto umana. Io chiamo Cosa Nostra una catena di morte, una fabbrica di morte, né più e né meno. L'ho sempre chiamata, quando mi è capitato nei vari processi, un'agonia continua.
Il pubblico ministero Elenia Manno ha chiesto una condanna a 2 anni nei confronti di un empedoclino di 45 anni pluripregiudicato accusato di violenza sessuale. L'uomo nel giugno 2007 avrebbe trascinato la cognata in camera da letto e l'avrebbe palpeggiata nelle zone intime, provocando in tal modo la reazione della donna, che con un colpo di telefonino sferrato in testa riuscì a divincolarsi e a liberarsi. Il personale del commissariato di Sant'Agata Militello ha eseguito nella giornata di ieri la misura cautelare degli arresti domiciliari e del divieto di avvicinamento nei confronti di un 60enne santagatese dipendente del comune accusato dei reati di stalking e di violenza sessuale ai danni di una santagatese 50enne. La misura cautelare messa dal GIP del Tribunale di Patti, dottor Domenico Molina, su richiesta del procuratore della Repubblica di Patti Angelo Cavallo e del sostituto procuratore Antonietta Ardizzone, segue un'articolata indagine svolta dagli uomini del commissariato di Sant'Agata Militello a seguito di denuncia presentata nel mese di aprile dalla parte offesa. Quest'ultima evidenziava come ogni volta che si recava al cimitero locale per rendere omaggio a parenti defunti veniva avvicinata dal citato dipendente che, approfittando dei momenti in cui non vi erano altre persone, la molestava, secondo l'accusa, con frasi volgari, inseguendola durante tutto il percorso. Una condotta molesta che, secondo quanto raccontato dalla vittima, veniva portata avanti dall'indagato tutte le volte che la donna si recava al cimitero, tanto che la medesima si trovava costretta a ridurre le visite oppure costretta ad andare in momenti in cui il dipendente era assente dal turno. L'indagato, oltre alle molestie perpetrate di persona, sempre secondo l'impianto accusatorio, telefonava tutte le ore sul telefono della vittima al punto da indurla a spegnere il telefono nelle ore serali o notturne. Le molestie e le insistenze dell'indagato sono arrivate al punto che durante una delle visite al cimitero la vittima veniva minacciata di morte. Inoltre, in un'altra circostanza, lo stalker la inseguiva e la bloccava in una zona isolata, palpeggiandola. L'acquisizione di elementi di riscontro probatorio consentivano ai poliziotti del commissariato di presentare un'articolata informativa alla Procura di Patti che, valutati gli elementi raccolti, richiedeva al GIP di Patti la misura degli arresti domiciliari con divieto assoluto di mantenere contatti con altre persone. I reati contestati nei confronti dell'uomo sono quelli di atti persecutori e violenza sessuale. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Il presidente della regione, Nello Musumeci, a Favignana ha inaugurato la stazione marittima che accoglierà i passeggeri che sbarcano sull'isola o che sono in attesa di prendere l'aliscafo o il traghetto. Vediamo. È una struttura adeguata ad un contesto che speriamo possa crescere e consolidarsi nel tempo. In quel caso ne faremo un'altra più capiente. È molto razionale, ci sono i servizi, c'è l'ufficio informazione e un luogo di accoglienza. Ne abbiamo aperta una in ogni isola minore, perché il turismo non si improvvisa. Bisogna offrire servizi di qualità al di là delle infrastrutture per le quali qui a Favignana, ma non soltanto qui, stiamo lavorando con grande impegno. Siamo con l'assessore alle infrastrutture Falcone, siamo impegnati in un confronto costante col Ministero dell'Ambiente e con lo stesso Ministero delle Infrastrutture e quindi anche lo scalo di Favignana sarà ampliato e dovrà essere all'altezza del compito di una isola, anzi di un arcipelago che si offre ad un turismo, diciamo, compatibile con il pregio di questo territorio che non può e non deve essere devastato. Agricoltura in Sicilia penalizzata dalle scelte del governo nazionale. Il capogruppo di Sicilia Attiva all'Ars, Sergio Tancredi, mette in risalto come i fondi destinati al comparto non siano distribuiti equamente. Vediamo. Turismo e agricoltura sono i due punti cardine per far ripartire l'economia in Sicilia, ma sull'agricoltura il governo nazionale sembra non aver particolare attenzione. Beh, diciamo che più che non avere particolare attenzione, l'attenzione è al contrario, perché di fatto si sta cercando di penalizzare fortemente tutta l'agricoltura del sud e in particolare quella della regione siciliana, perché la riprogrammazione di questi 2 anni della PAC, modificando i parametri, penalizzano fortemente la nostra regione in particolare
ma soprattutto danno dei nuovi parametri che andranno a penalizzare nella nuova programmazione futura dal 2023 la nostra regione, ed è qualcosa che non è accettabile, anche perché il ministro Patuanelli, nonostante sia stato più volte sollecitato, più volte, come dire, abbiamo provato in tutti i modi a fargli capire che questa cosa era una cosa che andava in contrasto anche con la logica della ripartenza, anche con la logica della buona amministrazione, eppure lui ha continuato ad andare in un unico senso, dimostrando di essere un ministro del nord, perché sappiamo benissimo che queste risorse vengono assegnate alle regioni del nord sottraendo alle regioni del sud. La cosiddetta compensazione di cui lui parla è sostanzialmente una presa in giro, probabilmente è qualcosa ancora di peggio, perché a questo punto non comprendiamo perché non si sia mantenuto il parametro per come era precedentemente e questa compensazione aggiuntiva sia stata data alla regione del nord, eventualmente se c'era la necessità. È ovvio che si va a incidere sui nuovi parametri della nuova programmazione futura, che è una programmazione importante. Voi sotto questo profilo non avete mollato, tra virgolette, e chiedete le dimissioni del ministro. Il ministro dell'agricoltura della nostra nazione dovrebbe avere come dire, come primario interesse l'equilibrio dell'assegnazione delle risorse. Questo non sta accadendo ed è ovvio che c'è una sperequazione di trattamento tra il sud, in particolare la Sicilia, e il centro-nord, e questo per noi è intollerabile. Noi siamo una regione fortemente penalizzata per tante situazioni. L'insularità è qualcosa che ci penalizza sotto il profilo commerciale, oltre ad avere altre difficoltà. Se in più i ministri che dovrebbero tutelare le regioni che sono in maggiore difficoltà applicano delle politiche che vanno a vantaggio delle regioni del nord, sicuramente noi non ci solleviamo, e questo è secondo noi un grave vulnus nell'attività del governo, è un grave vulnus soprattutto nell'attività di Patuanelli, che ha dimostrato di essere sordo a qualunque tipo di sollecitazione, e questa è una cosa che da deputato, da siciliano, non posso accettare, ma tutto il mio gruppo si è battuto. Noi abbiamo fatto una serie di iniziative online per arrivare al risultato, ma siamo stati rimbalzati da questo muro di gomma eretto dal Ministero e dal Ministro stesso. Cresce l'attesa per la partitissima del triangolare del campionato eccellenza girone A Akragas-Nizza, in programma domenica prossima 13 giugno alle ore 16:30 allo stadio Esseneto di Agrigento. I biancazzurri sono ad un passo dalla finale per la promozione in Serie D. Vediamo. Sicuramente sarà una partita difficilissima, questo lo sappiamo. Diciamo che già la Nizza l'abbiamo affrontata e anche qui all'Esseneto era stata una gara sofferta, ma avevamo portato 3 punti a casa. Sicuramente avrà ancora un'importanza maggiore, visto che comunque ci giochiamo la finale, però ci stiamo preparando al massimo. L'invito è quello che ci aspettiamo da parecchio tempo, cioè che tutti i tifosi possano venire a sostenerci e che ci possano dare la carica giusta per vincere questa partita importante. Domani, sabato 12 giugno e domenica 13 a Caltanissetta, la seconda prova del rally siciliano dopo la prima tappa di Palermo. In gara 4 equipaggi agrigentini composti da Salvatore Posante e Cristina Miccichè, e poi Salvatore Castro e Federico Collaro, Simone Gramaglia e Totò Licata, e Totò Sollano e Filippo Paci. E a Sant'Agata Militello fa tappa il Giro di Sicilia delle auto storiche. Vediamo. Ha fatto tappa nel messinese il 30° Giro di Sicilia in auto storiche. L'evento, in programma dal 10 al 13 giugno, dopo un lungo stop a causa della pandemia, è ripartito alla grande. La manifestazione, organizzata dal Veteran Car Club Panormus, è una rievocazione della gara automobilistica ideata da Vincenzo Florio nel 1912. TX19 è una macchina del 81, anche se la costruzione reale è un po' prima. Macchinetta sportiva della Fiat con motore della Ritmo Fiat, motore centrale però trazione posteriore, 2 posti secchi, grande macchina divertentissima, si guida benissimo, divertente. La giornata di oggi? Molto bene, grazie, proprio molto bene, bel tempo, l'ideale per una Spider. Siete partiti da dove? Da Palermo. Da Palermo abbiamo fatto un tratto di autostrada di pochi chilometri e poi tutta la statale fino a qua. E continueremo. Eventi del genere, soprattutto in Sicilia? Sono un sostenitore assoluto di questi eventi, assolutamente. Sono quegli eventi che raggruppano, quindi hanno valore sociale, valore economico,
perché portano denaro ovviamente, valore turistico, valore informativo, fa conoscere le bellezze della Sicilia, quindi che ben vengano. Oltre ai luoghi di interesse internazionale quali Cefalù, Taormina, Etna, Caltagirone, Agrigento, Scala dei Turchi, Gibellina, il percorso prevede soste in siti unici quali Gran Michele, Partanna, Piedimonte Etneo, Ucria, Randazzo, Motta Sant'Anastasia e Sant'Agata Militello, dove i partecipanti hanno svolto le prove di regolarità ed effettuato una sosta per il pranzo. Sì, questa è una 1009 Super del 55, immatricolata nel febbraio del 55. Sì, è la berlina dell'Alfa, è la prima Alfa costruita realizzata dopo la seconda guerra mondiale. In tutto e per tutto. Catania, è interessante, molto caldo comunque, specialmente all'interno di questa macchina, però è interessante e divertente tra le altre cose. Siete fermati in questa struttura per mangiare, come vi è sembrato il pranzo? Ah, ottimo, buono. Allora, leggero ma buono. Gianluigi di Bergamo. E la signora? E Rosa. Di Milano. Da Milano a Bergamo qui? Sì, siamo Tanto qui per il giro. Di oggi. Ma no, bellissima esperienza. Stupenda. La Sicilia è sempre una bellissima isola da visitare. Siamo in giro, abbiamo conosciuto due bravissimi amici. No, io la terza volta che ci vengo sempre volentieri, sinceramente. Questa macchina, parliamone un secondino. Corvette C4 Spider del 1991. Americana! Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.